Negli ultimi episodi abbiamo visto il Cagliari andare avanti nelle stagioni di Serie A, sempre col massimo obiettivo la salvezza, ma andando sempre avanti e rattoppando lo stadio Sant'Elia con i vari escamotage, prima con l'inserimento e la costruzione delle tribune artificiali, poi con i vari interventi di, diciamo, messa in sicurezza durante gli anni, ma in questa stagione vedremo che tutti i rattoppi e gli interventi tentati non basteranno più a consentire l'agibilità dello stadio. Quindi sigla e poi andiamo a vedere la stagione 2011-2012. Prima ovviamente di arrivare a parlare dello stadio, che saranno cose che avverranno diciamo verso la fine, metà fine campionato, andiamo a vedere come arriva il Cagliari. Allora, intanto abbiamo visto l'anno scorso Roberto Donadoni che è subentrato sulla panchina del Cagliari, è riuscito a salvare il Cagliari, il Cagliari un po' allo sbaraglio di Pierpaolo Bisoli, e il gioco che aveva espresso Roberto Donadoni sulla panchina del Cagliari non era brutto, diciamo, anzi aveva avuto addirittura sprazzi di bellissimo gioco. Quindi tecnicamente dovrebbe essere confermato Roberto Donadoni. Quindi intanto si fa il mercato, vanno via Marchetti, che come abbiamo visto era finito fuori rosa l'anno precedente, si trasferisce alla Lazio, va via Andrea Lazzari che viene acquistato dalla Fiorentina, va via anche il secondo portiere arrivato l'anno precedente, Ivan Pellizzoli, che va al Padova, e in più, come abbiamo visto sempre nello scorso episodio, non viene riscattato Robert Acquafresca. Robert Acquafresca non viene riscattato e quindi rimarrà al Genoa. Con i soldi arrivati, diciamo, tra la vendita di Marchetti, che comunque frutta circa 5 milioni, più la vendita di Lazzari, che frutta altrettanto un piccolo tesoretto, il Cagliari reinveste questi soldi e preparatevi perché arrivano questi nomi, ragazzi. Allora, a parte, diciamo, i nomi che hanno fatto bene sono Albin Ekdal, che è destinato poi a rimanere a Cagliari fino al 2000 per 3 anni, 3 stagioni, Victor Ibarbo, che arriva dal Nacional, Vlad Avramov, che arriva dalla Fiorentina. Ora, gli altri 4 nomi che sono arrivati in quella stagione sono 4 nomi che, non so, hanno fatto storia, ma cioè tutti ricordiamo questi 4 nomi, ma con sentimenti contrastanti. Cioè, diciamo che li ricordiamo con simpatia questi nomi, perché sono Thiago Ribeiro, il Diablo Thiago Ribeiro, che arriva dal Rentistas, che non so se è una squadra brasiliana, penso. Poi arriva Rui Sampaio, il portoghese Rui Sampaio, misterioso oggetto del mercato al centrocampista, che arriva dal Beira Mar. Poi arriva Sebastian Eriksson dal Göteborg, che secondo me non è riuscito a esprimersi come avrebbe dovuto e che secondo me aveva buone potenzialità come centrocampista lo svedese. E poi dal Midjabi, non so come si pronunci, arriva Mustafa El Kabir, che avrà sulle spalle la maglia numero 10 per quell'anno. Ci sarebbe dovuto essere in quell'anno anche un grandissimo ritorno tra le fila del Cagliari. Doveva tornare David Suazo, reduce da un infortunio che tecnicamente si voleva sia da parte del giocatore sia da parte di Cellino. C'era la volontà comunque di riprovare ad andare un po' insieme per qualche altra stagione. Che cosa succede però? Che purtroppo, a causa del procuratore di David Suazo, che non riesce a trovare, diciamo, l'accordo con Massimo Cellino, con la società, l'affare salta. Più che altro perché Suazo sarebbe tornato anche gratis a Cagliari. Non avrebbe sicuramente fatto una questione economica per rifirmare un contratto col Cagliari, specialmente, cioè il Cagliari, ricordiamo che è la società che Suazo l'ha preso dall'Honduras, l'ha portato in Italia, l'ha fatto crescere, poi l'ha lanciato nel grande calcio,
quindi a causa dei procuratori, del procuratore di David Suazo, l'affare salta e Suazo viene praticamente pedito via, che se non erro poi si appoggerà al Catania per questa stagione. Ma non solo, non è l'unica cosa che succede prima ancora che inizi il campionato, perché come stavamo dicendo, Donadoni inizia la preparazione perché tecnicamente dovrebbe essere confermato. Che cosa succede però? Che Cellino inizia a leggere sulla stampa, nella carta stampata o comunque sui media, anche perché già siamo nel 2012, un po' anche i media iniziano a correre sul web, inizia a leggere delle notizie che diciamo non sarebbero dovute essere divulgate o comunque non dovevano essere pubblicate perché erano tecnicamente ancora situazioni confidenziali all'interno della società Cagliari. Quindi vuol dire che c'è una talpa all'interno, e siccome non riesce a trovare una talpa o comunque non riesce a trovare la persona che diciamo fa uscire, permette la fuga di notizie, diciamo che taglia la testa al toro e quindi esonera praticamente tutto lo staff di Roberto Donadoni compreso, purtroppo. Quindi a chi affidare la squadra? La squadra viene affidata a Massimo Ficcadenti, alias Maurizio Crozza, con la parrucca. Massimo Ficcadenti, che comunque diciamo che per l'inizio del campionato non sarà una cosa negativa. Perché? Perché nelle prime 2 giornate che vengono giocate, perché la prima viene rinviata a dicembre, perché praticamente manca l'accordo tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Serie A per situazioni contrattuali e di garanzia per i giocatori. Quindi si parte dalla seconda giornata di campionato e non parte male, perché il Cagliari vince la seconda giornata di campionato a Roma contro la Roma. Chiunque si ricorda il gol di Mustafa El Kabir, unico gol tra l'altro che segnerà con la maglia del Cagliari, il 2-0 firmato al 94esimo, poi segnerà De Rossi al 97esimo, praticamente sul fischio finale, dopo che Conti aveva portato in vantaggio, ovviamente Daniele Conti aveva portato in vantaggio il Cagliari nell'inizio secondo tempo. La giornata successiva il Cagliari vince ancora un 2-1 contro il Novara con il gol di Thiago Ribeiro, quindi un altro nuovo, e un gol di Joaquin Larrivei, che se non sbaglio questa sarà anche la stagione in cui segnerà più gol Larrivei, ma il punto è che li segnerà 3 tutti in una partita che vedremo più avanti. Comunque vince anche contro il Novara per 2-1 e praticamente il Cagliari si trova dopo le prime 2 giornate di campionato disputate a punteggio pieno, ed era una cosa che non succedeva dal 1969-1970, dalla stagione dello scudetto. Quindi presto detto andiamo a perdere subito a Palermo che comunque è una squadra che si è affermata in questi ultimi anni, dal 2008 sino al 2012, è un po' in parabola discendente, ma ancora comunque ha il suo gran valore. Il Palermo vince per 3-2 con il bellissimo gol di Zahavi al primo minuto, proprio appena iniziata la partita, il gol di Bertolo e il gol del solito Fabrizio Miccoli, con il Cagliari che proverà, diciamo, nei minuti finali all'85esimo e al 90esimo a raddrizzarla con i gol di Conti e di Nangolan, ma non riuscirà poi a raggiungere il pareggio. Ovviamente ci sarà anche il portiere del Palermo, Zorvas, in quell'occasione in stato di grazia, che parerà l'impossibile. Nelle successive 2 giornate, quindi contro l'Udinese e contro il Lecce, il Cagliari comunque continua a fare punti, perché pareggia per 0-0 contro l'Udinese alla quinta. Ricordiamoci l'Udinese, come abbiamo visto nella stagione, nell'episodio della stagione passata, che squadra era l'Udinese, e vince per 2-0 in trasferta al Lecce contro il Lecce, conquistandosi così la media punti esatta di 2 punti a partita, perché conquista 10 punti in 5 giornate e si ferma al secondo posto. Ovviamente la situazione non dura nel tempo, perché con 3 pareggi e 2 sconfitte nelle successive 5 giornate praticamente fanno sì che venga esonerato Massimo Ficcadenti. Come sappiamo bene, Cellino la pazienza spesso è molto poca. Qui cosa succede? Che arriva al posto di Massimo Ficcadenti l'ennesimo ritorno di Davide Ballardini, che non andrà bene come è andata nella parentesi del 2008, però diciamo che il suo, bene o male, sicuramente, mettiamola così, che sicuramente qualcosa di quella frangente di Ballardini è rimasto nella storia. Perché? Perché cosa succede? La partita che sicuramente tantissimi ricorderanno
è con Ballardini la 14ª giornata. 14ª giornata perché il Cagliari va a giocare a Catania e il Cagliari vince per 1-0 con un gol di Victor Ibarbo che praticamente rimarrà negli annali perché è un gol spettacolare e se non sbaglio è anche il primo gol di Victor Ibarbo con la maglia del Cagliari. In ogni caso con Ballardini l'andamento del Cagliari diciamo è sempre altalenante, alterna ottime vittorie con scialbi pareggio oppure sconfitte inattese, come per esempio la sconfitta per 2-0 contro il Chievo Verona con il gol di Terò e di Sardo, di Gennaro Sardo, che poi la giornata successiva vedrà il Cagliari vincere per 3-0 contro il Genoa con il gol di Larrivei, di Barbo e di l'autorete di Granqvist. Dopo il pareggio con la Juventus per 1-1 con il gol di Vucinic e il gol di Andrea Costu, il Cagliari riesce a pareggiare poi all'ultima giornata di andata per 0-0 contro la Fiorentina, chiudendo così il girone d'andata dopo aver anche recuperato ovviamente la prima giornata di campionato perdendo 2-0 contro il Milan. Chiuderà il girone d'andata con un tranquillissimo 11° posto a quota 23 punti. Diciamo che in questo campionato il Cagliari non rischierà mai di essere diciamo in zone non andrà mai diciamo sotto i 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, però ci sono alcune partite che vanno ricordate perché per esempio alla 21ª giornata dopo la sconfitta per 3-0 nella prima di ritorno contro il Milan a Milano a San Siro, il Cagliari ospiterà nella seconda giornata del girone di ritorno la Roma al Sant'Elia. Il Cagliari se ne imporrà con un 4-2 con la doppietta di Thiago Ribeiro, il gol di Albin Ekdal e il gol di un giocatore che è arrivato nel mercato invernale. Allora, i movimenti del mercato invernale del Cagliari saranno ben pochi per quell'anno perché praticamente andrà via Biondini, che è stato comunque un ottimo interprete del centrocampo del Cagliari degli ultimi anni, raggiungendo anche la nazionale come abbiamo visto, per far spazio al ritorno di Daniele De Sena dopo la sua parentesi di ritorno alla Sampdoria. Insieme a lui arriverà anche il giocatore che segna il terzo gol del Cagliari contro la Roma, e cioè un giocatore che segnerà tra l'altro parecchi gol con la maglia rossoblu, e stiamo parlando di Mauricio Piniglia. Mauricio Piniglia che firmerà il cartellino anche nella partita contro il Palermo alla 23ª giornata, segnerà insieme a Daniele De Sena, quindi proprio i due nuovi arrivati firmeranno la vittoria per 2-1 contro il Palermo. Dopo il pareggio però per 0-0 a Udine contro l'Udinese, diciamo che Davide Ballardini Piniglia non lo schiera più in campo. Non ho trovato notizie che indicassero un infortunio di Mauricio Piniglia che abbia causato diciamo l'assenza nelle tre partite successive dal campo. Fatto sta che il Cagliari nelle 3 partite successive perde tutte e 3 le partite con il 2-1 maturato in casa contro il Lecce con i gol di Muriel, con i gol di Muriel, di Bertolacci e per il Cagliari Larrivei, che molto probabilmente stava giocando al posto di Piniglia. Larrivei che tra l'altro, se ricordiamo, ci fu un problemino sempre sotto sempre con Ballardini allenatore, ci fu un piccolo problemino nel dualismo Larrivei-Matri, quindi diciamo che molto probabilmente Ballardini vedeva un po' troppo Larrivei al centro del progetto, mettiamola così, e questo porta a vedere il Cagliari che perde, come abbiamo visto, 2-1 contro il Lecce, perde per 3-0 contro il Siena a Siena con i gol di Bogdani, il gol di Calaiò e pensate un po' il gol dell'ex Cristiano Del Grosso, e poi la partita che praticamente segnerà l'esonero anche per Davide Ballardini, che sarà la sconfitta per 6-3 sul campo del Napoli a Napoli. Per il Napoli segneranno, adesso ve li leggo perché sono tutti marcatori diversi, segnano Amsic, Paolo Cannavaro, Autorete di Astori, Lavezzi, Gargano e Maggio. Per il Cagliari non ho bisogno di leggere perché sarà
la tripletta di Joaquin Larrivei, tutti e tre di testa tra l'altro. Ovviamente saranno 3 gol che si porterà a casa il pallone, ma quindi viene esonerato Davide Ballardini e torna quindi Massimo Ficcadenti per, diciamo, concludere il campionato. Il Cagliari comunque non rischia, anche se queste 3 sconfitte hanno, diciamo, assottigliato il vantaggio che aveva sul terzultimo posto a soli 6 punti. Però con il ritorno di Massimo Ficcadenti e il ritorno di Mauricio Piniglia in campo, il Cagliari vince per 3-0 contro il Cesena con la tripletta proprio di Mauricio Piniglia, proprio a come voler dimostrare che Mauricio Piniglia poteva letteralmente spostare gli equilibri della squadra. Nel frattempo, dopo la trasferta all'Olimpico contro la Lazio persa per 1-0, il Cagliari si prepara a salutare, diciamo, definitivamente lo stadio Sant'Elia. Perché? Perché praticamente Cagliari-Atalanta sarebbe dovuta essere l'ultima partita del Cagliari al Sant'Elia. Perché? Perché a parte Cellino aveva acquistato i terreni. Allora adesso bisogna fare un piccolo recap. Intanto il Cagliari stava giocando a settori, quindi alcuni settori del Sant'Elia erano aperti, alcuni settori erano chiusi perché, diciamo, che non veniva dichiarata l'agibilità, non veniva dato il via libera da parte della procura per l'agibilità dello stadio. Quindi giocava con alternanza con alcuni settori chiusi. Cagliari-Atalanta dovrebbe essere l'ultima partita del Cagliari al Sant'Elia perché si sta preparando lo stadio. Si avrebbe voluto fare lo stadio a Elmas vicino all'aeroporto. Peccato che, nonostante Cellino avesse già comprato i terreni, lo stadio non verrà mai fatto perché semplicemente è a fianco all'aeroporto e diciamo non ci sono le misure, le distanze dall'aeroporto per poter costruire uno stadio lì. Almeno questa sarà la spiegazione che darà la procura o comunque gli organi competenti per bocciare il progetto di Cellino di costruire lo stadio lì. Quindi si opta per una soluzione temporanea, tecnicamente dovrebbe essere, si presume, con lo stadio Isarenas di Quartu, che verrà eretto, ma non vedrà, diciamo, mai la luce più di tanto. Comunque il Cagliari chiude così il campionato allo stadio Nereo Rocco, comunque con la telenovela dello stadio che parte a tutti gli effetti sul finale di questo campionato, perché poi vedremo nelle successive, specialmente nella stagione successiva, la 2012-2013, che la situazione stadio sarà, diciamo, predominante sulle vicende del Cagliari più di quanto succederà in campo. Comunque il Cagliari chiuderà questo campionato dopo la vittoria nell'ultima al Sant'Elia nell'ultima annunciata al Sant'Elia contro l'Atalanta con i gol di Conti e Piniglia per 2-0. Chiuderà, diciamo, la stagione con il pareggio per 2-2 in casa al Nereo Rocco contro l'Inter, la prima al Nereo Rocco contro l'Inter. Finirà per 2-2 con l'episodio dell'espulsione di Mauricio Piniglia, che dopo il gol del 2-1 va a esultare in curva, sotto la curva, e viene, diciamo, ammonito con una seconda ammonizione, viene ammonito ed espulso senza un apparente motivo. E ovviamente il Cagliari poi in 10 uomini non riuscirà a reggere l'urto della superiorità numerica dell'Inter, che riuscirà a pareggiare con Cambiasso, ma fortunatamente non riuscirà a vincere. Sconfitta a Bologna, vittoria in casa contro il Catania di nuovo per 3-0. A segnare stavolta saranno Thiago Ribeiro, sempre Piniglia e Ibarbo, che vede Catania e segna. Sconfitta poi per 3-0 contro il Parma in trasferta, quindi vediamo che casa trasferta, anche se il Cagliari sta giocando sempre in trasferta ormai, considerando che gioca al Nereo Rocco le partite in casa. Ma in ogni caso pareggio 0-0 col Chievo e la salvezza matematica arriva nella 36esima giornata, quindi a 2 giornate dalla fine, con la sconfitta per 2-1 contro il Genoa, con il gol di Ariaudo per il Cagliari e di Palacio e Jankovic per il Genoa, ma che ovviamente con i risultati delle altre squadre favorevoli regalano la salvezza matematica al Cagliari, condannando il Lecce alla retrocessione. Le ultime 2 giornate servono solo per fare gli incassi, perché il Cagliari fa un bellissimo incasso nella partita contro la Juventus
che però viene giocata a Trieste, quindi si riempie di juventini, fa un ottimo incasso, però vedere che giochi in casa con lo stadio tutto bianco-nero non è il massimo, anche se diciamo che anche quando giochi a Cagliari contro la Juventus, mimetizzati tra i tifosi rossoblù, è pieno di juventini, purtroppo. Sono fedi calcistiche, non ci si può dire niente, però fino a un certo punto, perché a parer mio è abbastanza vergognosa come cosa. In ogni caso, sconfitta per 2-0 contro la Juventus alla penultima, poi si chiude il campionato con un altro bel 0-0 contro la Fiorentina, e il Cagliari chiude così con Ficadenti in panchina il campionato, salvandosi con abbastanza tranquillità, ma inizia quello che sarà, diciamo, un problema che tuttora, a distanza di 12 anni, 13 anni, ci si porta dietro, perché lo stadio ancora non c'è. È l'efficiente, le questioni, diciamo i rimbalzi di burocrazia, di responsabilità tra società, comune, regione, Lega Serie A, FIGC, Europa, UEFA, per la storia per la faccenda degli europei 2032, fondi che arrivano, fondi che non arrivano, concessioni, autorizzazioni, firme, non firme, lo stadio, in tutto questo ancora non c'è. Quindi poi vedremo nel prossimo episodio, vedremo perché lo stadio Isarenas ha portato all'arresto di Cellino, eccetera. Comunque sono cose che vedremo nel prossimo episodio. Per adesso sappiamo che vi ho raccontato giusto fino al punto in cui il Cagliari va allo stadio Nereo Rocco. Tra l'altro va al Nereo Rocco perché Cellino, diciamo, lo fa come forma di protesta, mandare il Cagliari a Trieste, perché fa in modo provocatorio, manda il Cagliari a giocare a Trieste perché diciamo è il punto più lontano, proprio agli antipodi di Cagliari, Trieste, e quindi diciamo che a livello provocatorio manderà il Cagliari a giocare a Trieste al Nereo Rocco, ma diciamo che sarà un po' una cosa che gli si ritorcerà contro, e lo vedremo nei prossimi episodi. Quindi ti ringrazio per avermi seguito sino a questo punto del video. Il video è finito, quindi puoi anche chiudere, puoi rimanere per rimanere. Quindi il video è finito, se vuoi puoi anche andare avanti, altrimenti puoi rimanere e sentire un po' l'offerta del giorno. Perché io ti invito prima di tutto a iscriverti al canale, che è una cosa gratis, non toglie niente ma dà un sacco a me. Poi per chi vuole ci sono gli abbonamenti 99 centesimi e ti vedi gli episodi di Cagliari Calcio Story in anteprima un giorno prima, e poi ti vedi anche i director's cut, quindi diciamo i bloopers delle registrazioni, gli errori fatti in fase di registrazione, che sono riservate agli abbonati. Se invece vuoi fare una donazione una tantum, così perché mi vuoi offrire un caffè, oppure vuoi supportare quello che faccio, ti piace quello che faccio, ci sono i super grazie che li trovi a fianco al pulsante del mi piace, che ovviamente tu andrai già a cliccare, e niente. Poi se lo vuoi condividere con un tifoso del Cagliari, con qualcuno che magari si ricorda o ha informazioni, sa cose di quel periodo, sei libero di farlo. Chi non si iscrive è uno juventino, e quindi niente, io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!